Fate un poco d'attenzione, solfeggiando do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Se durante questa mia lezione a qualcuno viene l'ispirazione, tutti quanti insieme canteremo il motivo originale di fare re. E mi, sol, si, mi, do, si, mi, si, la, sol, si, la, fa, re, si, mi. One more, mi, sol, e mi, do, si, mi, si, la, sol, si, la, fa, re, si, mi. Perfetto, fino a questo punto siamo arrivati. Adesso vediamo di interrogare a caso qualcuno dei miei colleghi per vedere il suo livello di preparazione. So che lei è preparato, professor Berti, ma voglio sentire l'uomo anziano, il fuoricorso perenne. È inutile che fa finta di legarsi una scarpa, professor Macri. Voglio sentirla su un esempio di tempo binario, un ritmo binario, facile, quello basilare, 0101, ritmo binario. Vediamo un po', forza. Vai. Binario. Tu, bravissimo, tu, ma per favore, professor Berti, faccia vedere lei il tempo binario, mi affido nelle sue sapienti culisse. Vediamo un po'. Grazie, così va bene. Passiamo al secondo esempio. Vediamo un esempio di tempo ternario. Dopo il binario, il ternario, un volontario per il ternario. E dai, fa. Ternario, dice la parola stessa, ho giocato 3 numeri all'otto, 25, 60 e 38, li ho giocati convinto perché li ho sognati tutti e 3. Professor Carlone? Assente, ingiustificato. Voglio sentirla su un esempio di tempo quaternario, dopo il binario, il ternario, il quaternario. Sentiamo? Vediamo, mi aspetto molto da lei. No. Non è questo sì. No. Ma no, il quaternario l'era glaciale, il paleozoico, idiota. Il quaternario è il tempo, dai. 1, 2, 3, 4. Qui si viene solo per studiare. Ritmo! Ed ognuno deve saper fare il ritmo. Chi promosso alla fin sarà, alla scuola più non tornerà, e alla radio certo canterà tutte le canzoni con la vivacità. E mi sol, e mi do, e mi si, la, sol, si, la, fa, re, si, mi sol, si, mi do, e anche ci portiamo a spasso ogni giorno. Ascoltiamo il battito del cuore del professor Berti. Beh, un ritmo costante, cuore allenato, check-up completo. Grazie professore, sentiamo quello del professor Carlone. Beh, è un cuore un po' matto, diciamo. Un cuore matto. Ecco, lo sapevo, va bene così, va bene. Sentiamo quello del professor Macri. È morto. Andiamo, rimettiamoci in cordata e acceleriamo ancora il ritmo. Quel salire di fiori, forza, salita, discesa, gli stampetti, vai, a lei, in alto, al basso. Ma perché quest'altra stronzata, signore e signori, per accelerare l'ultimo ritmo primordiale. Il fiato. O meglio il fiatone, il respiro corto. Pensate che crea un ritmo e se avviciniamo uno strumento a fiato appunto alle labbra si produrrà un suono con questo. Non da quella parte, quella è la camera iperbarica, idioti. Dall'altra, forza. Proviamo, inspira, espira, inspira, espira, inspira, espira, inspira, espira. Diamogli un ritmo. 8, 3, 4. Che armonia, che meraviglia! Guardatele, le 3 cime di Lavaredo. Aggiungiamo uno dei suoni precedentemente ascoltati, il ruscello. Gli animali.
Ecco, un altro ritmo. Eden! Eins, zwei, drei, vier. Sentite, il suono del DJ è stato catturato dalla macchina del professor Carlone e messo in loop, vale a dire in un anello ciclico. Adesso andremo a mettere una base ritmica sotto questo anello ciclico, ma le sorprese non sono finite qui. Trattandosi di un componimento arcaico, non possiamo che avere appositamente per voi qui questa sera l'unico vero cantante arcaico. Eccolo qua! Faccio sentire quanto è arcaico. È veramente arcaico. Grazie arcaico! Alla mattina, all'alba del panico, trovai una giovanetta che lavava. Si è cacciata fino all'omorico, e si vedeva le porte dell'affanno, porte dell'affanno. Si accorse mia strada non conta, e quello che conta è sentire che va. Certe notti la radio che passa Neil Young sembra aver capito chi sei. Quelle notti son proprio quel vizio che non voglio smettere mai. Certe notti fai un po' di cagnara e sei strada che non smetterai più. Certe notti, se sei fortunato, bussi alla porta di chi è come te. C'è la notte che ti viene fra le sue tette, un po' mamma, un po' porca come me. Quelle notti da farsi d'amore, fin quando fa male, fin quando ce n'è. E qui si può stare soli, certe notti qui, e che si sta contenti, godi così. Certe notti sei sveglia, ci vediamo da Mario e prima o poi. Certe notti qui, certe notti qui, e certe notti qui, qua, certe notti fra così e zanzare. Grazie, siete un pubblico veramente fantastico, il miglior pubblico che abbiamo avuto negli ultimi 10 anni.